Si è svolta in Senato la cerimonia di premiazione del marchio Sagre di Qualità promosso dall'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia. 50 sagre di tutta Italia sono state insignite di questo prestigioso riconoscimento, con il Veneto in testa che ha ottenuto 7 premi. L'evento, organizzato dal senatore dell'UDC Antonio De Poli, ha visto la partecipazione di oltre 200 persone e ha messo in luce l'importanza delle sagre nella tutela delle tradizioni enogastronomiche italiane. Ascoltiamo le parole di De Poli. In Senato abbiamo presentato il marchio Sagre di Qualità promosso dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Sono state premiate complessivamente 50 sagre di tutta Italia, da nord a sud. 7 di questi riconoscimenti sono andati al Veneto. Con questa iniziativa abbiamo voluto valorizzare le tradizioni delle nostre comunità e soprattutto abbiamo voluto attribuire un riconoscimento al ruolo straordinario svolto da tantissimi volontari. Ora dobbiamo proseguire in questa direzione. Ci auguriamo che in Senato si approvi presto il disegno di legge sul riconoscimento delle Pro Loco. È per noi una battaglia che non ha colori politici, ma è una battaglia che appartiene a tutto il mondo del volontariato.